Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per ringraziarvi, per raccontarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Il ringraziamento doveva arrivare dopo, ma arriva subito perché ieri, grazie alla diretta dalla Fiera Franca di Bassano del Grappa, ci avete confermato tutto il vostro affetto con un seguito davvero importante che ci conferma anche e soprattutto la necessità di raccontare questo Veneto in diretta, dove le notizie avvengono, dove succedono le cose. Noi ci siamo stati e ci saremo anche in futuro. Allora, adesso, prima di andare con i collegamenti, con i contributi che ci arrivano dalle nostre redazioni, cominciamo un po' il giro della cronaca, perché ci sono notizie davvero importanti di cronaca in questa giornata. Ad esempio, apriamo il telegiornale proprio con questa, è stato ritrovato il bambino rapito a Padova qualche giorno fa. È stato ritrovato e sta bene David, il bimbo di 5 anni sottratto dal padre alla madre lo scorso 5 ottobre in quartiere San Lazzaro a Padova. L'uomo e il figlio sono stati ritrovati ieri sera dalla polizia romena a bordo di un treno a Curtici, un importante snodo ferroviario dove transitano i treni internazionali che collegano Romania e Ungheria. Il piccolo è ora sotto la protezione del giudice minorile, mentre il padre è in attesa di eventuali provvedimenti della polizia romena. L'uomo, Bogdan Istasce, che aveva un divieto di avvicinamento al piccolo e alla ex compagna, martedì scorso, insieme ad altre 3 persone, ha seguito madre e figlio mentre andavano a scuola. Ha portato via il bambino e poi è fuggito su un furgone nero ritrovato l'altro giorno dai carabinieri a Limena. La nostra redazione padovana ci informerà più tardi su questa vicenda per capire se ci sono poi ricadute, ripercussioni o altre novità. Intanto questa era comunque una notizia importante con cui aprire il TG, però non c'è solo questa, perché c'è anche ci sono anche rapine, aggressioni, furti. Cominciamo con una rapina avvenuta nella Marca. Da quello che mi ha raccontato il figlio, stava tornando da scuola, nel quartiere Gescal, va a scuola al Turazza, 4º anno. Stava tornando da scuola con 2 suoi compagni di classe ed è stato affrontato da un personaggio incappucciato che gli si è avventato sulla catena, tirandola più non posso, finché non è riuscito a strappargliela dal collo. Questo è un papà preoccupato che ha voluto mantenere l'anonimato. Suo figlio 19enne è stato aggredito mercoledì all'uscita della scuola in via Bison mentre si trovava in compagnia di altri 2 suoi amici. I carabinieri hanno la descrizione del ragazzo che ha commesso l'aggressione e attualmente lo stanno cercando. Avevano visto questo personaggio che veniva verso di loro col cappuccio in testa. Però ha pensato, noi siamo in 3, lui è da solo, non è neanche grande e grosso, cosa può fare? Però questo è partito con l'intenzione di portargli via la collana che aveva al collo, una bella collana robusta. Vittime scelte che vengono studiate attentamente in anticipo per capirne, conoscerne costumi e abitudini. In mezzo a tanti ragazzi, pescare quello che ha la collana probabilmente l'avevano già notato. Il fenomeno della criminalità giovanile sta diventando sempre più allarmante, pertanto abbiamo raccolto anche alcune testimonianze dei residenti del villaggio Gescal in merito. I genitori dovrebbero cambiare il sistema. Perché se ho un figlio di 16 anni o 15 e vedo che sento che là Cioè tu arrivi a casa a tal'ora e se no è botte. La prendono alla leggera, invece dovrebbero prendere seriamente e far pagare quei giovani che si permettono quella libertà di fare quello che vogliono. Comunque bisogna starci più dietro ai figli. A Chioggia invece è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza un cantiere navale abusivo.
I militari della Guardia di Finanza di Venezia hanno sequestrato a Chioggia un'area concessa a una società per la realizzazione di opere idrauliche, ma utilizzata come cantiere navale abusivo. A scoprirlo è stato il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza in prossimità della foce del fiume Brenta durante una crociera di servizio. Le fiamme gialle hanno individuato un motopontone ormeggiato, a bordo del quale erano in corso lavori di cantieristica ad alto impatto ambientale. L'equipaggio, supportato da altri militari giunti sul posto, ha sorpreso 3 persone impegnate negli interventi e trovato rifiuti pericolosi derivanti dalle lavorazioni in atto, abbandonati al suolo e nelle acque del fiume. Dall'ispezione è emerso come i macchinari utilizzati nel cantiere improvvisato venissero azionati con gasolio sottoposto a tassazione agevolata, con ogni probabilità prelevato dai serbatoi del motopontone. Al termine degli accertamenti, l'intera area, che si estende per circa 1500 metri quadrati, è stata dunque sequestrata. Stessa sorte è toccata anche al natante e a circa 50 kg di rifiuti e 105 litri di combustibile. Le posizioni dei 3 lavoratori, tutti denunciati, sono in corso di accertamento all'Ispettorato del Lavoro. Adesso andiamo subito, immediatamente, come si suol dire, a Vicenza, dove c'è la nostra Gabriella Basso che ci aspetta per informarci delle ultime novità dell'area Berica. Abbiamo visto Venezia, abbiamo parlato con Padova, abbiamo sentito le novità trevigiane. Andiamo a Vicenza. Gabriella, buongiorno. Sì, buongiorno a te, scusami. Indispensabile. È un bel portamicrofono, vediamo. Esatto. Raccontaci, Gabriella, che cosa succede? Allora, parleremo, sono tanti argomenti oggi nella scaletta del telegiornale di Vicenza, ma parleremo soprattutto anche di plateatici, perché sapete che con il Covid tutte le amministrazioni hanno ampliato la possibilità di ristoranti, bar, locali di aprire praticamente nuovi plateatici o ampliare quelli già esistenti. Allora, oggi tanti ristoranti e bar si sono chiesti se e fino a quando potranno mantenere questa situazione e da parte delle associazioni di categoria ovviamente è stato chiesto di poter continuare a mantenere i plateatici così come sono e anche di mantenere, diciamo, da un punto di vista economico, il non pagare in questo momento la cosiddetta TOSAP, la tassa dell'occupazione del suolo pubblico, che le amministrazioni fanno pagare appunto per i plateatici. Per quanto riguarda l'amministrazione di Vicenza, la risposta è stata già che fino al 31 di dicembre, quindi fino alla data ultima dell'emergenza Covid prevista con il decreto che è stata prorogata fino al 31 di dicembre, quindi rimarranno i plateatici così come sono e senza pagare ulteriori tasse. Per il 2022 si sta ragionando e stanno anche chiedendo di poter, mantenendo i plateatici all'aperto, magari utilizzare dei funghi per riscaldare, delle stufette elettriche, perché fino a poco tempo fa questa cosa nelle piazze di Vicenza non era possibile. Gabriella, detto questo, abbiamo già informazioni, abbiamo già notizie di cronaca o ci sono poi conferenze più tardi? No, al momento non abbiamo particolari notizie di cronaca, se non, diciamo, in provincia qualcosina. Abbiamo anche la notizia, per dire, ad Arzignano, di un cittadino che ha danneggiato un'aiuola, però poi magari sapendo da cosa andava ad incorrere si è anche presentato al comando della polizia locale per autodenunciarsi, quindi comunque il senso civico c'è da parte dei cittadini di Arzignano, insomma. Però notizie di cronaca al momento non ne abbiamo. Fino a che sto parlando, ovviamente. Naturalmente. Gabriella, un'altra informazione che ti chiamo, abbiamo giusto un altro minuto prima di andare in pubblicità. Che aria tira a Vicenza? A parte aria, immaginiamo autunnale, perché vediamo un po' che l'autunno incombe, non sono ancora temperature rigide, però è cambiato decisamente il tempo, ma è quello di una città pronta ai cambiamenti che innegabilmente arriveranno fra poco con il Green Pass, con l'arrivo della brutta stagione, con tutte queste novità. Allora, diciamo che i vicentini intanto tantissimi sono vaccinati, rimane questa incognita ancora per quei cittadini che non hanno
il vaccino e che quindi hanno la questione del tampone, no Vax, no Green Pass, ma non è una percentuale particolarmente elevata a Vicenza. L'animo di tutti è quello che il vaccino è importante, il Green Pass legato al vaccino è altrettanto importante, perché il bene collettivo è più importante del bene del singolo. Questo è quello che abbiamo raccolto dai vicentini. Poi chiaramente l'altra questione, per esempio per i locali, è capire, con l'apertura diciamo di quelli che sono i bar, i ristoranti della notte per intenderci, se ci sarà di nuovo rimarrà tutta quella clientela che hanno avuto fino ad oggi. Ci faceva presente il titolare di un bar ristorante che sta aspettando questo. Dalla prossima settimana entra in vigore appunto il fatto che anche nelle discoteche si può accedere col 50%, che è sempre un volume diciamo limitato, però dice tutta la gente che magari non andava più in discoteche, i ragazzi che non avevano le sale, i bar della notte, venivano in piazza. Vedremo se sarà così anche dal prossimo fine settimana. Gabriella, noi ti ringraziamo per questa diretta. Siamo in onda oggi fino alle 13:30, quindi se arrivano notizie da Vicenza importanti non esitare a richiamarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Intanto grazie e buon lavoro. Grazie e buon lavoro a voi. Allora, noi torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, perché è arrivato il momento del nostro primo break. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, abbiamo altri collegamenti, abbiamo molte notizie da dare, come sempre c'è una pagina dedicata alla cultura, poi è arrivata una nota del presidente Zaia che parla dell'anniversario del Vajont che cade domani. Noi abbiamo in serbo un programma molto interessante per il nostro palinsesto, ma ne parliamo fra poco. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato con la nostra redazione vicentina, non ci sono ancora notizie di cronaca, ma ce n'è una che riguarda un camionista che è in gravi condizioni dopo essere stato investito ieri da un mezzo in A4 tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio sull'autostrada A4 tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Vittima un camionista sulla sessantina di nazionalità romena. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, l'uomo si è fermato con il mezzo pesante lungo la corsia di emergenza ed è sceso per controllare qualcosa sotto il mezzo, forse i freni, quando il camion improvvisamente si è mosso schiacciandogli le gambe per poi terminare la corsa una ventina di metri più in là sul guardrail. A dare l'allarme lo stesso camionista, ma non sono mancate diverse telefonate anche degli automobilisti di passaggio. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del SUM 118 alla Polstrada. Il sessantenne è stato portato in rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza e poi trasferito in sala operatoria, dove ora rischia l'amputazione degli arti inferiori. Ora vediamo un servizio che sì di cronaca ma anche un po' di avvertimento, quasi di educazione, perché le truffe continuano, non si sono mai fermate se non durante il lockdown, ma i truffatori sono tornati in azione. Ci sono tanti modi, c'è chi utilizza i telefoni, c'è chi va per casa, c'è chi racconta frottole, bugie a persone anziane mettendole in difficoltà e poi o chiedendo soldi o andando a pescare dove sanno di poter trovare i soldi. Questa è un'altra truffa, è quella dell'abbraccio. È uno dei reati più odiosi perché colpisce la fascia più fragile della popolazione, gli anziani. Sempre più sono le denunce per furti e rapine con la tecnica dell'abbraccio. Persone senza scrupoli che si avvicinano alle vittime, le raggirano mostrandosi cordiali e gentili e addirittura si fingono conoscenti, poi abbracciandoli strappano loro orologi e monili in oro. Questi furti, questi scippi possono assumere anche modalità cruente e trasformarsi in vere e proprie rapine, perché le azioni possono poi diventare violente, quindi poi questi anziani, queste persone magari vengono affrontate anche fisicamente e riportano delle lesioni. Ecco perché l'attenzione deve essere massima, è massima da parte delle forze dell'ordine e dei carabinieri, ma chiediamo veramente anche la collaborazione
dei cittadini. Malviventi che fra l'altro non si fermano certo ad una vittima. La modalità di azione di questi malviventi è quella magari di non fermarsi diciamo così a un episodio solo, ma poi di continuare a muoversi nella stessa zona alla ricerca di altre vittime, ed ecco perché già la prima segnalazione per noi è importantissima, perché ci consente magari di interrompere una serie di azioni criminali. L'appello dei carabinieri agli anziani è a prestare massima attenzione, a diffidare da chi si avvicina e cerca subito il contatto fisico, non solo, ma a prestare massima attenzione in alcune zone considerate maggiormente a rischio, come i cimiteri o nei pressi degli ospedali. E poi magari evitare talvolta anche di indossare oggetti preziosi particolarmente appariscenti, magari in attività quotidiane e di routine. Anche questo ovviamente può attirare malintenzionati. Anche questa è una truffa in sostanza, ovvero di persone che non avendone diritto però percepivano il reddito di cittadinanza. Chi girava con auto lussuose come un SUV Maserati Levante. 2 rom di Treviso e Oderzo erano possessori di auto di grossa cilindrata. Chi non aveva dichiarato vincite conseguite con scommesse o gioco online, come nel caso di 2 disoccupati, un 54enne residente a Treviso che ha vinto oltre 1.600.000 euro e un 48enne a Conegliano che ne ha incassati 500.000. Furbetti del reddito di cittadinanza, 116 in provincia di Treviso, smascherati e denunciati dalla finanza. Casi eclatanti di persone tutt'altro che indigenti. Tra loro c'è anche chi ha omesso informazioni sulla presenza in famiglia di un proprietario di immobili dati in locazione a terzi e chi risiedeva all'estero. La percentuale che sicuramente salta maggiormente all'occhio è che il 60% di queste persone che abbiamo denunciato sono stranieri o comunque sono persone nate all'estero. Le violazioni commesse sono di diverso tipo, partiamo dall'assenza del requisito della residenza. Sappiamo che la norma prevede che per aver diritto al reddito di cittadinanza bisogna essere residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa. Bene, un 45 di questi 116 soggetti non erano in possesso di questo requisito. L'indagine, per la quale il presidente Luca Zaia e il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D'Incà si sono complimentati con gli uomini della finanza, è partita a gennaio ed è stata possibile grazie all'incrocio di banche dati sulla platea dei trevigiani che percepiscono il reddito di cittadinanza. Parliamo di una platea di circa 5.000 beneficiari. Bene, per affrontare una platea così vasta necessariamente abbiamo dovuto far ricorso alla tecnologia informatica, quindi a dei software di analisi che hanno permesso di incrociare i dati contenuti nelle diverse banche dati a nostra disposizione. Controllo poi passato sul campo e sulle singole posizioni dove era stato rilevato un rischio. Una volta identificati sono stati segnalati alla Procura della Repubblica e all'INPS. Dovranno restituire 700.000 euro. Ora andiamo a Padova, dove c'è il nostro Francesco Ratai che ci aspetta per informarci sulle prime novità padovane. Buongiorno Francesco. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Francesco, allora noi abbiamo già visto il servizio della novità riguardanti il rapimento del bambino, una vicenda molto particolare. Sappiamo che, almeno ci confermi, che è stato ritrovato in un treno? Allora, intanto la buona notizia: il bambino di 5 anni, Davide, è stato ritrovato. È stato ritrovato in questo snodo ferroviario che c'è tra l'Ungheria e la Romania, grazie a un controllo che si fa per lo scambio tra nazioni. Il padre ha fornito i documenti e il padre, la notizia appena emersa dai carabinieri, ci troviamo in via Rismondo dove c'è il comando provinciale dei carabinieri, il padre non è stato fermato. Il bambino è in una struttura protetta al momento e la madre è in attesa di poter lasciare l'Italia per andare in Romania. I carabinieri ci hanno confermato che la madre non ha ancora parlato col piccolo, ci hanno confermato altresì che il bambino sta bene. Il bambino sta bene, non ha sofferto e non ci sono stati momenti concitati durante i controlli dei documenti. Il padre addirittura aveva postato
delle foto di loro due insieme sul treno su un social network. Queste sono le notizie che sono emerse in questo momento da Padova. Ma sono notizie molto importanti, anche perché il fatto che il padre non sia stato fermato, insomma, dà una prospettiva nuova e diversa a questa vicenda. Dimmi Francesco. C'è ancora una cosa, i carabinieri ci hanno confermato che il padre sarebbe incensurato, quindi il quadro si sta un po' modificando. Adesso approfondiremo chiaramente questa informazione che ci è stata data. È aperto un fascicolo comunque alla Procura della Repubblica per il sequestro. Ricordiamo che martedì la madre Alexandra col piccolo Davide di 5 anni erano in quartiere San Lazzaro, dove risiedono dal 2018, e stavano andando all'asilo e sono stati fermati da possiamo definirlo un comando, da 3 persone più il padre, che hanno strappato il bambino alla madre, le hanno strappato via il telefono per poi lanciarlo fuori da questo furgoncino nero molto importante, perché è stato prima segnalato dalle telecamere di videosorveglianza, poi ritrovato l'altra sera a Limena, sempre dagli uomini dell'Arma del comando di Limena. Queste le notizie che al momento abbiamo. Naturalmente Francesco, noi abbiamo trattato questa vicenda con la massima attenzione, visto che si parla di un minore. C'erano alcune necessità di carattere naturalmente informativo, c'erano anche delle necessità di carattere investigativo, quindi il fatto che non siano emerse altre informazioni, insomma, è dovuto anche alla massima attenzione che va prestata in questi casi quando si ha a che fare con minori e situazioni così complicate. Francesco, prima di andare avanti, abbiamo altre notizie di cronaca da Padova? Di cronaca no, però abbiamo sentito i sindacati, adesso parleremo anche con loro. Per quanto riguarda il Green Pass, si avvicina al 15 di ottobre e chiaramente sappiamo tutti che il 15 di ottobre entrerà in vigore il Green Pass. Con loro faremo il punto della situazione per quanto riguarda tamponi, vaccini in azienda e fuori dalle aziende, e cercheremo di capire qual è lo stato dell'arte nella provincia. Ecco. Francesco, ti do una notizia che non credo tu abbia fatto in tempo a vedere, perché è arrivata proprio pochi istanti fa in redazione un lancio di agenzia di una dichiarazione importante di Luca Zaia proprio sul Green Pass. Luca Zaia dice: adesso c'è la partita del 15 di ottobre, dell'obbligo del Green Pass sul lavoro. Non possiamo, dice il Presidente, mettere in difficoltà le aziende. Se il governo non prende in mano questa situazione prima del 15 sarà il caos. Facciamo in modo che le aziende possano usare dei test fai da te e se la vedano direttamente con i loro lavoratori. Queste sono dichiarazioni, questo è un appello importantissimo in questo momento, perché abbiamo sentito che insomma, c'è parecchia confusione e agitazione su questo argomento da parte del governatore Luca Zaia. Luca Zaia dice: ho fatto fare un conto, in Veneto abbiamo 590.000 persone in età lavorativa non vaccinate. Anche fossero solo la metà che non lavorano, ne avremo 350.000 da testare ogni 48 ore, diventa impossibile. Quindi questo si collega con quello che ci ha detto Francesco Ratai poco fa, con le difficoltà da parte dei sindacati, immaginiamo anche da parte delle associazioni di categoria. Allo stesso, certamente anche i sindacati ci confermavano che la situazione è abbastanza confusa, perché il fatto di sì Green Pass, no Green Pass è qualcosa di trasversale che va oltre anche gli schieramenti e quindi anche all'interno delle stesse associazioni sia datoriali che di tutela dei lavoratori il fronte è abbastanza diviso. Chi è favorevole e chi no, e bisogna cercare di tirare le fila, come giustamente ha detto il presidente Zaia. Questo deve essere il governo chiaramente a farlo, questo è comunque un pensiero mio. È chiaramente una situazione che abbiamo sentito anche la dottoressa Zennaro pochi giorni fa, che è la presidente di Federfarm, che diceva: qua stanno prenotando tamponi da qui al 31 di dicembre.
Sicuramente la macchina è abbastanza stressata da questo punto di vista, perché se i numeri sono quelli che ha detto il presidente Zaia, sono un'enormità. Sì. Sono numeri davvero importanti. Allora Francesco, intanto noi ti ringraziamo per questo primo collegamento. Se ci sono altre informazioni da Padova, non esitare a richiamarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Come sempre siamo in onda fino alle 13:30. Grazie, buon lavoro. Certamente, buona giornata. Torniamo in studio, ringraziamo Francesco Ratai. Si apre quindi questa nuova partita, avete sentito numeri davvero impressionanti che ci arrivano tramite un conto che il presidente Luca Zaia ha detto di aver fatto fare ai suoi uffici, quindi la faccenda comincia a complicarsi un pochino. Ne parleremo di sicuro qui al Focus TG e anche naturalmente nei nostri telegiornali. Adesso facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per raccontarvi quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito anche la nostra redazione padovana poco fa parlarci delle difficoltà che si intravedono, ormai manca una settimana, non di più, per l'avvio del Green Pass nelle aziende, nei luoghi di lavoro. Ne ha parlato anche Zaia, poi torniamo su questo tema perché continuiamo a rimanere nel padovano per fare un po' un riassunto con immagini anche sconcertanti di quello che è accaduto con l'ondata di maltempo che qualche giorno fa ha colpito soprattutto l'area termale, la cintura urbana. Acqua che entrava dalla bocca di leone qui, no? Perché l'acqua dalla scala, ma lei a un certo momento finché io ero sotto, no? Praticamente c'è tutto un muro portante, diciamo, del magazzino ed è stato uno tsunami, quindi l'acqua è entrata tutta dentro e ha fatto il disastro, ha rovinato tutto e io devo buttare via tutto praticamente. E lei era sotto però? Io ero sotto e miracolato, facendo qualunque mossa potevo fare, e sono riuscito a venirne fuori e sono qua che la racconto. Ecco qua la cantina. Le lacrime di Maurizio Bettin, titolare di questo bar di Via Flacco, aperto da 45 anni, tutto chiuso, salvo per miracolo. Una strada trasformatasi in un fiume, in un lampo, dove le pompe entrate immediatamente in azione di fatto stavano facendo una lotta contro qualcosa di impossibile, perché l'acqua buttata fuori addirittura rientrava sia negli scantinati che nei parcheggi. Ancora al lavoro i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile. Signore, disastro? Disastro, però vorrei dire quasi un po' annunciato, perché ogni volta che piove ad Abano si presentano queste situazioni non così estreme come questa volta, perché di acqua ne è venuta tanta, però qui questo problema ce l'abbiamo spesso. Ti viene da piangere? Già fatto, adesso dobbiamo solo rimboccarci le maniche. Stiamo cercando di pulire, avevamo 30 centimetri dentro e 50 fuori. Che per entrare abbiamo aperto la porta e quello che era fuori è andato dentro, ma dentro ce n'era tanta così già. Disastro, perché noi abbiamo tutto l'arredamento in legno. Persa giornate di lavoro oltre il danno e non ci voleva, perché oltre il Covid noi abbiamo avuto ieri sera un fiume di acqua. Dove è entrata l'acqua nel negozio? È entrata dalla porta, guardi, fino a metà negozio. Io ho finito ieri sera alle 11, sono andata via da qui alle 23. E sono tornata stamattina alle 8 per poter mettere fuori qualcosa, per poter anche riprendere il lavoro. La profumeria era tutto lo scantinato allagato, è stata una bomba d'acqua. Mai vista una cosa così? Mai vista qua, una bomba d'acqua proprio ieri sera. In difficoltà molti clienti, ospiti nei numerosi alberghi della strada. Da ieri pomeriggio abbiamo le macchine bloccate nel garage. Da dove arriva? Io arrivo dalla Sicilia e ho bisogno della macchina perché non posso rientrare a Taormina col tassì. Si è trovata sempre bene ad Abano lei? Ogni anno, dall'89. Fino ad adesso? Fino ad adesso? No, ritorno anche l'anno prossimo, solamente che mi cerco il parcheggio in superficie invece di cercarmelo sottoterra.
Non è banale la considerazione, il commento del turista, perché il turismo va messo sempre in conto quando si parla di area termale, di Abano, Montegrotto, di aree termali venete in generale. Sapere che le persone sono pronte a tornare nonostante una disavventura simile con le auto bloccate dall'acqua nei garage, insomma, vuol dire che il lavoro fatto è positivo e che l'affetto e la stima portata nei confronti del comparto termale veneto in generale sono più che sufficienti a far ritornare i turisti anche in futuro. Vediamo adesso gli altri danni sempre in provincia di Padova. Dopo il diluvio, la conta dei danni. Abano è indubbiamente il comune maggiormente colpito dalle torrenziali piogge di mercoledì pomeriggio. Anche il comune di Albignasego, però, è stato battuto duramente dalle precipitazioni. In quartiere San Tommaso sono dovuti intervenire i carabinieri per salvare un uomo intrappolato nel garage di casa, dove l'acqua è rapidamente cresciuta. L'uomo è stato liberato dall'intervento degli uomini dell'Arma e affidato alle cure dei sanitari che l'hanno condotto in ospedale per accertamenti. Anche a Padova gli accumuli di pioggia sono stati notevoli, anche se i danni sono stati contenuti. I sottopassi di via Chioggia e via Zanon sono stati chiusi, mentre 2 grossi alberi sono caduti in Arcella. Danni anche alle colture del radicchio bianco fior di masera precoce, con perdite del 50% della produzione, evento che la CIA, una delle associazioni di categoria degli agricoltori, riconduce ai cambiamenti climatici che stanno martoriando anche il nostro territorio. Montegrotto, comune confinante con Abano Terme, ha subito danni, ma di minore entità, con alberi caduti e strade allagate. Per il sindaco, appena rieletto Riccardo Mortandello, merito dei lavori di manutenzione che negli ultimi anni sono stati messi a bilancio. È stata comunque l'occasione per fare un giro sul territorio, per vedere quei tombini ostruiti, quelle caditoie da pulire, e il ringraziamento va a tutti coloro che si sono dati da fare, principalmente la Protezione Civile e l'Ufficio Tecnico, e a chi in questi anni ci ha aiutato a fare degli importanti lavori anche nella rete idraulica secondaria, fossi e piccole canalette che ci aiutano a gestire queste bombe d'acqua che sono più frequenti. C'è chi rabbrividisce a sentirle chiamare bombe d'acqua, sono i meteorologi e gli appassionati di meteo, però effettivamente quello che è avvenuto sul territorio padovano qualche giorno fa è un evento davvero eccezionale, con 130 pare addirittura 150 mm di pioggia caduti in poche ore. Ne abbiamo parlato con il nostro esperto di meteo, Nicolas Faronato, della pagina Meteo Bassano, Pedemontana del Grappa. Come possiamo però difenderci da queste situazioni? Purtroppo il Veneto, ma non solo il Veneto, negli ultimi decenni, ma soprattutto negli ultimi anni, è sempre più a rischio di questo tipo di fenomeni. Fenomeni che purtroppo sono molto più diffusi appunto tra settembre e ottobre, che sono i mesi che segnano appunto il cambiamento stagionale tra l'estate e l'autunno. Con l'arrivo quindi del freddo, ma con il caldo che da mesi staziona, ci sono condizioni favorevoli affinché appunto questi temporali, una volta formati, riescano a stazionare per tantissimo tempo, come è successo appunto ieri, e a lasciare accumuli pluviometrici veramente notevoli. A Selvazzano sono caduti circa 80 mm di pioggia nelle 2 ore di ieri pomeriggio, indicativamente tra le 16 e le 18. Ma il dato che più ci sta facendo un attimo impazzire a noi meteo appassionati è quello di Abano Terme, dove si sono registrati oltre 130 mm di pioggia caduti in circa 90 minuti. Pensate che 130 mm di pioggia sarebbe l'intera media di tutto il mese di settembre, se non anche di più. Possiamo quindi affermare che ieri, in pochissimo tempo, in circa 90 minuti, è caduta la pioggia di circa 30-40 giorni dell'intero mese di settembre e anche parte di ottobre. Quindi pensate a quanta pioggia è caduta in un lasso di tempo ristretto e anche purtroppo in un territorio ristretto. I danni sono stati molti, ce ne avete segnalati tanti sia con video sia con immagini. Purtroppo c'è anche da dire che nonostante la rete idraulica fosse anche pulita e nonostante tutte le allerte meteo dei giorni scorsi,
Purtroppo la situazione sarebbe stata comunque molto ma molto difficile, perché così tanta pioggia in così poco tempo è veramente difficile, sia da prevenire per noi meteorologici e sia anche però da prevenire per quanto riguarda la situazione comunale o comunque dell'allerta. Due piccole puntualizzazioni. Da una parte ovviamente l'intervista c'era stata rilasciata nel pomeriggio di ieri, quindi quando parla il nostro amico Nicola Sfaronato di eventi di ieri parla di quelli che hanno colpito nei giorni precedenti il territorio, quindi insomma per chi si fosse spaventato dicendo ma non sapevo che avesse fatto qualche danno anche nella giornata di ieri. Stiamo parlando di un'altra giornata e soprattutto ci scusiamo con Nicola Sfaronato, non Nivolas come purtroppo riportato dal cosiddetto sottopancia, ma insomma non sono certo questi i problemi. Adesso noi finiamo questa pagina dedicata alla cronaca, al maltempo, facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo, cominciamo a parlare di coronavirus, Green Pass, la situazione che stiamo vivendo. Dovrebbe arrivare anche un contributo da Padova per un'importante posa di una prima pietra di un'opera attesa davvero da tantissimo tempo, quindi tanta carne al fuoco, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Apriamo ora la nostra pagina dedicata all'emergenza che stiamo vivendo effettivamente da troppo tempo. Sentiamo un breve riassunto in attesa di dichiarazioni fresche che arriveranno fra pochissimi minuti. Un riassunto di quello che aveva detto il presidente Luca Zaia nell'ultima conferenza stampa parlando di zona bianca per il Veneto, parlando di Green Pass e delle nuove normative, ad esempio quelle sulle discoteche. Il Veneto resta in zona bianca, gli ultimi dati sui contagi Covid sono buoni, l'incidenza R-Conti è in calo a 0,79. Se continuasse così, ha detto il presidente Zaia, potremmo dire che andiamo verso una remissione del contagio e questo a 3 settimane dall'inizio delle scuole. Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale così come la somministrazione delle terze dosi alle fasce di popolazione per le quali sono previste. Il Veneto ha quasi raggiunto le 7 milioni di somministrazioni. Annuncio che abbiamo superato l'83% di media regionale sulla popolazione vaccinabile, comprese le prenotazioni. Siamo all'83,1. Continuiamo a avere mediamente 4-5 mila nuove prenotazioni al giorno. Zaia ha poi parlato del Green Pass, chiedendo al governo di andare incontro alle istanze sempre più pressanti delle aziende. Davanti anche a questo andamento di curva del contagio, forse varrebbe ancora la pena di riesumare il tema delle 72 ore della durata del tampone, perché 72 ore comunque permette anche di decolassare questa pressione che c'è. Sul tavolo anche la questione discoteche, riaperture con capienza del 35%, un settore che ha dato l'anima, parliamo di 22.000 addetti, dice il governatore. Una parte della proposta delle discoteche io la ritengo veramente una roba impraticabile, pensare a un 30-35%, 35%, impraticabile e soprattutto davanti a un settore che ha dato l'anima. Non so quanti locali riapriranno. Il presidente ha poi segnalato anche una nuova fake news che in questi giorni sta circolando sui social contro la regione. Il video in sostanza dice che Zaia incarica gli agenti in borghese per controlli a tappeto nei locali del Veneto. Sono in arrivo forze dell'ordine extraregionali per multare tutti i locali pubblici. Io non ho parole, questo è il messaggio di giornata. È una vergogna prima di tutto perché noi non ci occupiamo di queste cose, non ne abbiamo la potestà giuridica. Quindi di certo non possiamo noi chiedere che ci siano controlli, non li chiediamo e comunque non abbiamo mai attivato anche informalmente nessuna richiesta. Quindi questa ancora una volta è una presa in giro dei cittadini, non da parte nostra ma di chi fa questi messaggi. In chiusura l'annuncio che sono in arrivo in Veneto 371.824.503 euro che finanzieranno investimenti nel settore della sanità e che riguardano 11 progetti da realizzare in tutte le ULSS e all'Istituto Oncologico Veneto.
Legato a doppio filo con tutto quello che abbiamo sentito finora c'è il tema di come verrà portata avanti l'attività di molti settori dell'economia del Veneto in questo periodo, più avanti anche durante la stagione invernale. Un esempio su tutti è quello degli impianti di risalita della stagione sciistica che l'anno scorso, ci ricordiamo come è andata a finire, insomma è meglio mettere in un cassetto e non parlarne più. Ci sono 3 proposte in ballo per quest'anno. Oggi probabilmente esce questo nuovo decreto che prevede quindi tutto il discorso legato allo spettacolo, quindi cinema, teatri, il famoso 80% di capienza, poi lo sport, il 75% di capienza per quanto riguarda gli eventi sportivi, e le discoteche che almeno come diceva il Presidente dalla notizia che abbiamo noi, è il 35% di capienza per quanto riguarda la riapertura delle discoteche. Ieri c'è stato un incontro con le 5 regioni coordinate dal Veneto per trattare le nuove linee guida di cambiamenti in vista del decreto del governo. In sostanza, spiega l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, sono stati discussi gli aggiornamenti introducendo il Green Pass. Altro settore strategico sul quale la conferenza delle regioni sta lavorando è quello degli impianti di risalita in vista della stagione turistica invernale. Lavoro, specifica l'assessore, che è in iter e non è definitivo. Sono sostanzialmente 3 le proposte. L'utilizzo del Green Pass per poter accedere appunto all'impiantistica sportiva invernale, l'aumentare la capienza delle cabinovie all'80%, sapete che era al 50%, quindi portarla all'80% come quella dei trasporti pubblici. L'utilizzo della mascherina chiaramente è scontato. Non ultimo differenziare fra zona bianca e zona gialla, dove non si prevede più un limite giornaliero di ski pass. Sapete che prevedeva questo le linee guida precedenti, mentre viene mantenuto qualora ci fossero quadri epidemiologici molto più importanti, e quindi se le regioni, insomma se i territori dovessero essere in aree rosse o arancioni. Quindi togliendo quel limite giornaliero di ski pass possibili per quanto riguarda le aree bianche e gialle. Parliamo quindi di ski pass, Green Pass, ma ne parliamo dal punto di vista dei sindacati. Ritengo che comunque sia una cosa che, al di là di considerare la propria posizione personale, è giusto anche considerare quella di tutti. Green Pass da mezzo di persuasione per portare gli indecisi a vaccinarsi a strumento di lotta in mano ai lavoratori per una disobbedienza civile è quanto prospettato dal sindacato al prefetto di Vicenza. Ad oggi i dati parlerebbero di un 15-20% di lavoratori non intenzionati a vaccinarsi, contrari al Green Pass, ed anche chi ne è in possesso ha qualche perplessità. Per me il Green Pass non dovrebbe, o è obbligatorio il vaccino, il Green Pass secondo me non è la soluzione al problema. Se devono rendere obbligatorio qualcosa è il vaccino. Uno zoccolo duro, trasversale sia per categorie che luoghi di lavoro, pubblico o privato, difficile da scalfire, che sarebbe pronto anche ad azioni, diciamo così, di disobbedienza civile, un passo oltre lo sciopero. Una contestazione non condivisa da tutti, ma intanto il non avere il Green Pass per un giorno significa sì un'assenza ingiustificata come da decreto e un giorno di stipendio in meno, ma allo stesso tempo, incalza il sindacato, significa anche un venir meno della produttività. Un quadro, una prospettiva che potrebbe essere allarmante, con il rischio di sospensione di servizi istituzionali essenziali come la sanità piuttosto che i trasporti, o ancora nella raccolta dei rifiuti, nella scuola e nel pubblico impiego. Conturni che rischiano di saltare, personale che non si riesce a sostituire. I primi ad essere preoccupati sembrano i privati, dalle catene dei supermercati già proiettati sulle festività natalizie, o le grandi aziende che corrono ai ripari come la Valbruna, che ha concesso un mese di tamponi gratuiti. Temi tutti che il sindacato ha portato al prefetto di Vicenza, chiedendo che si faccia interlocutore con il governo affinché si scelga la strada dei tamponi salivali pagati dallo Stato. Intanto lunedì 11 è sciopero nazionale generale con manifestazioni anche in diverse piazze del Veneto. Ricadute importanti anche sulle farmacie, che vengono letteralmente prese d'assalto da chi vuole prenotarsi il tampone o i tamponi per l'inizio del periodo in cui il Green Pass diventerà obbligatorio in azienda. Ecco
Corsa al tampone per avere il Green Pass ed è assalto alle farmacie. Già in tempi non sospetti, parliamo della prima introduzione del Green Pass e del suo obbligo per l'accesso a cinema, ristoranti, palestre e via dicendo, le farmacie hanno avuto il loro gran da fare a gestire la richiesta. Con l'entrata in vigore dal 15 di ottobre, venerdì della prossima settimana, dell'obbligatorietà del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro, la richiesta è aumentata a dismisura con 30-40 prenotazioni al giorno. C'è un grande assalto tra telefonate, persone che vengono direttamente in farmacia e che chiedono dei tamponi oppure ci chiedono dove li fanno. Prenotazioni soprattutto lunedì, mercoledì, venerdì mattina, devo dire che rimangono le fasce orarie più quotate, più richieste per ovvie ragioni lavorative. Le farmacie si sono attrezzate con gazebo esterni, recuperando spazi all'interno o anche a scapito del tempo personale nei giorni di chiusura. La gente vorrebbe prenotarsi fino al 31 dicembre già adesso, proprio perché per il momento sono pochi quelli che con questa manovra hanno deciso di passare all'opzione gratuita vaccino. Chi ha aperto da poco in una nuova sede si sta attrezzando e per il momento offre i tamponi salivali, anche se non consentono di ottenere il sospirato Green Pass, ma la richiesta è tale che ci si sta attrezzando. Dalla settimana prossima partiremo col fare i tamponi direttamente qui in farmacia su prenotazione. Avete praticamente già l'agenda piena? Quasi, direi proprio di sì, perché c'è veramente una fortissima richiesta. Nel frattempo è arrivata un'altra nota di agenzia con le dichiarazioni di Luca Zaia sul tema del Green Pass nelle aziende. Si parlava di 300-350 mila lavoratori da sottoporre ai test. Le soluzioni, dice Zaia, potrebbero essere queste: allungare, come proposto dai residenti delle regioni, la durata dei test a 72 ore, non più 48, determinare un prezzo politico per i test, attualmente costa 8 per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni, fare un prezzo per i lavoratori o avere il coraggio di autorizzare il test nasale in autosomministrazione facendo un decreto per consentire alle imprese di comprare i propri test nasali. Le imprese si organizzano con i lavoratori, hanno all'interno i responsabili della sicurezza, faranno un registro. Questo dice Luca Zaia, che chiede in modo anche un po' provocatorio a chi avrebbe interesse a far entrare un positivo in azienda. Se lo becca. Quindi il tema dei Green Pass sicuramente terrà banco da qui alla prossima settimana, ma ci sono altri settori che stanno soffrendo ormai da troppo tempo, come abbiamo sentito prima nei nostri servizi, quello delle discoteche, del tempo libero, e chiedono fateci riaprire, ma in modo dignitoso. Fateci aprire con delle regole che ci siamo dati noi per primi, oltretutto, e una di queste importanti è proprio il Green Pass, ma fateci lavorare con dignità, non con questa formula ridicola, perché 35%, poi voglio vedere, ripeto, anche gestire queste forme di contenimento da noi e poi vediamo gli ammassamenti negli stadi e allora non si capisce bene. Il limite di capienza fissato dal Comitato Tecnico Scientifico, in discussione in queste ore per assicurare la riapertura delle discoteche al chiuso, non soddisfa i gestori. Tra i settori più colpiti dalle limitazioni per contenere il contagio, ora si valuta la ripartenza, ma ancora una salita da scalare, dicono, con limiti ferrei al vaglio. La speranza, spiega Venerandi, è che il passaggio ad una capienza superiore avvenga in tempi brevi, anche perché la riapertura in questi termini, se non compensata da ristori, sarebbe difficile. Poi, ad aggiungere confusione in materia di discussione, la questione mascherina da utilizzare nei locali, ad eccezione del momento del ballo, che risulta paragonabile alle attività fisiche al chiuso. Chi è al bar non può tenere la mascherina per bere, chi va a fumare nelle aree fumatori non può tenere la mascherina, chi ha un tavolo riservato per passare la serata con gli amici e sta brindando non può tenere la mascherina, quindi è una misura un po' assurda, per non dire ridicola. Piuttosto che non lavorare è meglio questa formula, l'amara riflessione, continua Venerandi, ma la difficoltà sarà soprattutto per i locali piccoli. Infine rimarca il problema legato alle feste abusive. Più ci tengono limitati nella nostra attività, più fenomeni di abusivismo cresceranno e poi saranno quelli i pericoli, non noi. Anche nel Bassanese, nella Pedemontana, il tema delle farmacie e dei Green Pass è molto molto importante. Sentiamo.
Il 15 ottobre per noi è già cominciato 2 mesi fa. In farmacia abbiamo una persona che risponde quasi costantemente al telefono per richieste di tamponi. Il telefono continua a squillare in farmacia. Sono tantissime le richieste da parte di cittadini che hanno bisogno di sottoporsi al tampone, soprattutto da quando è entrato in vigore il Green Pass. Dal 15 ottobre poi la certificazione verde diventerà obbligatoria per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, un obbligo previsto al momento fino al 31 dicembre, data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza sanitaria. Ci sono persone che hanno prenotato i tamponi ogni 3 giorni fino a dicembre ed è per questo che noi alle volte abbiamo la nostra agenda piena, perché le persone si prenotano con molto anticipo. Resta il fatto però che l'orario di apertura delle farmacie, nella maggior parte dei casi, è ridotto rispetto invece al punto tamponi dell'ospedale. Certamente non riusciamo a fare i tamponi nelle ore del mattino, tipo dalle 6 della mattina o tipo, non lo so, alle 10 di sera. Io dico che per questo servizio le persone devono andare in ospedale, che ha un servizio, diciamo, molto più esteso come orari del nostro. Ma c'è un limite. Mentre la farmacia, quando il tampone è negativo, rilascia subito il Green Pass in quanto collegata direttamente con la piattaforma regionale, per il QR code del tampone fatto all'ULSS bisogna attendere circa 12 ore. E anche questo sta favorendo la scelta delle farmacie che si trovano a gestire una raffica di richieste, mentre le agende sono già in sofferenza. Adesso ci ha appena confermato il nostro Francesco Rattai che ha delle notizie importanti da darci, quindi lo aspettiamo. Nel frattempo che aspettiamo Francesco Rattai con la regia di Alessandro Costacurta, vediamo gli ultimi dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, perché siamo scesi, e questa è una gran bella notizia, siamo scesi sotto quota 10.000 attualmente positivi in Veneto. Sono 338 quelli riscontrati con gli ultimi tamponi, ma il fatto di essere sotto le 10.000 unità è una data insomma molto molto importante. Sono 471.000 le persone positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus, 450.000 quelle che si sono negativizzate, 11.787 purtroppo le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza a causa del Covid. Ma andiamo da Francesco Rattai che ci ha contattato per darci novità. Buongiorno Francesco di nuovo. Buongiorno Ferdinando, ve l'avevamo promesso, ci sono delle novità, siamo riusciti a sentire la mamma del piccolo di 5 anni rapito. Lei era dai carabinieri, ha parlato con i carabinieri e ci ha detto che ha parlato col bambino, il bambino sta bene. Quindi a breve lei andrà in Romania per vederlo. La notizia, l'aggiornamento è che lei ha parlato col bambino e il bambino sta bene per fortuna. Mi sembrava una bella notizia da dare ai nostri telespettatori. Più che ragione Francesco, hai fatto benissimo, anche perché siamo riusciti a raccontare, speriamo, il finale di questa vicenda, naturalmente vicenda che si concluderà solo quando la mamma raggiungerà il piccolo, lo riporterà a casa, però questa parte in cui regnava l'incertezza è risolta, siamo riusciti a raccontarla in diretta, come sempre facciamo ai nostri telespettatori, quindi ti ringrazio per questo collegamento. Francesco, noi abbiamo pubblicità, ti chiedo al volo, ci sono anche altre notizie dei carabinieri o siamo tranquilli per il momento? Al momento sono molto concentrati su questa cosa qua e non è emerso niente di nuovo, come vi dicevo prima. Adesso parleremo con i sindacati per cercare di capire la questione 15 ottobre, no Green Pass, sì Green Pass in azienda, ma questo è uno sviluppo che vi daremo nelle prossime edizioni. E che noi daremo ai nostri telespettatori nelle edizioni dei nostri telegiornali. Grazie Francesco, buon lavoro. Grazie a te Ferdinando. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, quindi noi facciamo una breve pausa, state con noi perché torniamo fra pochissimo e siamo in onda fino alle 13:30.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Entriamo nell'ultima parte della nostra informazione, siamo in onda come sempre fino alle 13:30. Chiudiamo virtualmente il tema dell'emergenza coronavirus e del Green Pass con i dati di cui vi abbiamo parlato finora. Dicevamo, siamo scesi sotto quota 10.000 unità, 10.000 persone attualmente positive in Veneto. Questa è una notizia davvero molto importante. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che ci fa però vedere come la sanità del Veneto sta reggendo la spallata di questa situazione. Allora, sono 203 le persone attualmente positive in area non critica, di cui 49 negativizzate, 154 ancora positive. Anche questo è un numero che cala continuamente. È plausibile che entro la settimana scenderemo sotto le 200 persone ricoverate in area non critica. Sono 45 quelle ricoverate in terapia intensiva, di cui 39 ancora positive, 6 che si sono negativizzate. 4 è il bilancio negativo di 4 unità in area non critica, 2 persone in più in terapia intensiva, non ci sono decessi. E anche questa è una bella notizia, perché da qualche giorno la casella dei decessi continuava a segnalare morti purtroppo a causa del Covid. Usciamo da questa grafica per entrare nell'altra grafica, che è quella dei vaccini, la famosa manovra a tenaglia. Questi sono i dati dei vaccini che ci fa vedere Alessandro Costacurta in regia. Allora, sono 11.000 le dosi somministrate ieri, di cui 4.852 prime dosi, 4.328 cicli completati. Sono 2.343 gli addizionali booster cosiddetti terza dose. Il Veneto ha somministrato l'86,2% delle dosi a disposizione. E vediamo com'è la situazione della popolazione. Il 74,6% dei veneti ha la prima dose, il 70,7% dei veneti ha il ciclo completo, il 75% della popolazione residente in Veneto o ha la prima dose o si è prenotato. Poi abbiamo lo 0,4% dei veneti con la dose addizionale o booster, che dir si voglia. Anche qui dati che ci confermano che salgono i numeri, non in modo particolarmente rapido, però l'82,8% vediamo complessivamente, con dati molto importanti per quanto riguarda gli over 80, che ormai sono al 99,7%, 96,8% per il ciclo completo, quindi una situazione decisamente positiva per quanto riguarda il Covid. Chiudiamo questo tema e andiamo a Curtarolo, dove c'è la nostra Luisa Bertini con Cristian Roque Allende, che ci aggiornano per una novità molto attesa da tutto il territorio. Sì, buongiorno, siamo a Curtarolo alla posa della prima pietra per il ponte sul Brenta, che è stato un passo molto atteso sia dai residenti sia dalle imprese che gravitano sul territorio, perché andrà ad alleggerire anche il traffico dei camion. Ricordo che siamo sulla SP47 in corrispondenza dell'attraversamento con il Brenta al confine tra i due comuni di Piazzola e di Curtarolo. È un'opera su cui grava un investimento consistente di quasi 4 milioni di euro, che dovrebbe essere conclusa entro un anno. Il progetto è stato curato dalla provincia, che ha messo la differenza rispetto ai 3 milioni, circa 3 milioni messi dalla regione, e le risorse da Venezia sono state reperite grazie ai fondi VAIA. La Regione, ha detto il consigliere regionale Luciano Sandonà, che ha qui il suo territorio di riferimento, quindi nell'Alta Padovana, che ha spinto anche per questa realizzazione, ha risposto alle urgenze messe in luce dalla categoria, quindi un'opera importante. L'intervento interesserà il ponte a destra andando verso Padova e a sinistra avremo un po' il doppio senso di marcia, con dei rallentamenti, perché il problema di staticità con i camion ci sono. A posare la prima pietra oggi presente il presidente Zaia, Ugo Soragni, commissario per l'emergenza VAIA, Martina Rocchio, che è il sindaco di Curtarolo, Walter Milani, il sindaco di Piazzola. Tra l'altro tra poco assisteremo anche all'interramento simbolico di un pozzetto con una pergamena sottoscritta dai relatori. Da Curtarolo è tutto.
Ringraziamo Luisa Bertini che con Cristian Rocchende ha seguito la posa della prima pietra dei lavori di sistemazione, rifacimento e messa in sicurezza del ponte di Curtarolo. C'era anche il governatore Luca Zaia che si è prestato per qualche domanda di attualità legata naturalmente anche al Covid, ma in generale i temi di giornata con i giornalisti. Ecco un sunto di quello che ha detto il governatore. Presidente, era una delle situazioni più critiche sul fronte della viabilità, siete intervenuti con decisione, adesso i tempi lei li ha dati anche in maniera abbastanza precisa, 1 anno, se possibile anche meno. No, dobbiamo far meno, nel senso che c'è stato un impegno del Veneto Strade, il Veneto Strade è una realtà seria. A settembre del prossimo anno bisogna venire qui a inaugurarlo, salvo imprevisti di forza maggiore, sono 4 milioni di investimento, è una bella opera e soprattutto un intervento che deve essere fatto nel rispetto del territorio, dei cittadini e delle tante imprese che hanno spesso sollecitato. Presidente, lei prima metteva in rilievo, siamo in periodo Covid, l'importanza del tampone fai da te, ci spiega? Beh sì, guardi, io le do solo un dato del Veneto, la popolazione non vaccinata in età lavorativa corrisponde a 590.000 soggetti, quindi veneti e venete che non si sono vaccinati, che potrebbero in via teorica essere in età lavorativa, quindi essere dei lavoratori. Se noi dovessimo pensare ogni 48 ore di fare tutti questi tamponi è impossibile, noi abbiamo una capacità di 50.000 tamponi al giorno, le farmacie riescono a farne 16.000 al giorno, quindi si capisce chiaramente che non riusciamo a garantire a tutti di poter avere il tampone. Detto ciò, io penso che sia ormai giunta l'ora di riconoscere con un decreto a livello nazionale la possibilità di utilizzo del tampone fai da te, che sono tamponi certificati, autorizzati a livello internazionale, nazionale e anche dal Ministero della Salute, affinché ogni impresa poi farà il suo screening e se troverà un positivo sarà interesse dell'impresa segnalare e attivare tutte le misure. Cambiando argomento, Padova è stata un po' flagellata in alcuni comuni dalla pioggia, hanno chiesto lo stato d'emergenza. Sì, guardi, noi abbiamo visto e ci siamo attivati, consideri, anzi ci stiamo attivando, noi ci siamo attivati, nel senso che abbiamo raccolto già le prime indicazioni. E la verità è che qua si dichiara uno stato di emergenza tutti i giorni, perché ogni volta che piove abbiamo danni ingenti da parte di queste precipitazioni che sono ormai avulse dalla storia di questi territori. Abbiamo le bombe d'acqua, abbiamo allagamenti, alluvioni e smottamenti, dissesto idrogeologico soprattutto nella parte montana, quindi ancora una volta siamo stati toccati da vicino. Adesso c'è questa perturbazione che sta passando, speriamo non ci segni ulteriormente. Presidente, le amministrative anche qui a Padova, nel Padovano, hanno segnato un successo del centrodestra, trazione leghista, che ha conquistato molti comuni anche della cintura urbana. Gli occhi di tutti sono puntati sul voto a Padova l'anno prossimo. La Lega o qualcuno del suo partito ha messo in campo un candidato civico quale Francesco Peghin, un imprenditore che credo lei conosca. Lei in questa partita... No, guardate, io ho letto anch'io di Peghin, di questa proposta, non ho ben capito come sia stata definita, ma non è una cosa della quale mi occupo. Giustamente a Padova se ne occuperanno i padovani, cioè, trovo logico che un autonomista impenitente come me lasci l'autonomia a tutti, non sarebbe neanche corretto che il Presidente della Regione andasse in giro per i comuni a decidere i candidati. I padovani sapranno esprimere la miglior candidatura come partito e penso che abbiano tutti i requisiti per farlo. Visto che a livello nazionale i candidati civici non sono andati molto bene, mi chiedevo se magari non sia il momento di un candidato. Ma guardate, questa secondo me è una leggenda metropolitana, quella dei candidati civici. A Milano abbiamo perso contro chi? Contro un uomo di partito. A me risulta che Sala si sia presentato come candidato civico. La verità è che se tu hai la star, hai Varenne, vinci tutte le corse. Se non ce l'hai, che sia civico o politico, fai sempre brutta figura. Presidente, in chiusura una battuta sul bimbo che era stato rapito e è stato ritrovato. È stato ritrovato? Sì, nelle scorse ore, credo una vicenda che anche lei ha seguito un po' col fiato sospeso. Ma guardate, c'è una vicenda e un'angoscia paurosa. Mi sono messo nei panni di quella mamma che si è vista strappare il bimbo, fra l'altro in un territorio come il nostro dove questi fatti non accadono.
Io spero che si faccia giustizia. Il bimbo è tornato come si è saputo, come ho saputo, tra le braccia della mamma, e penso che fra l'altro la mamma ne ha un diritto da un punto di vista materno, umano, ma anche da un punto di vista giuridico, da quel che ho capito, perché comunque il bimbo è stato affidato a lei. Però sono fatti che assolutamente hanno lasciato sgomento nella popolazione, questo è poco ma sicuro. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Venezia, vediamo le previsioni degli albergatori da qui al Carnevale. Prima del Covid l'autunno veneziano era un momento clou per il turismo in città, una sorta di gallina dalle uova d'oro, boom di presenze, eventi ed iniziative. Questo però sarà un autunno necessariamente diverso. L'ultimo trimestre del 2021 è l'occasione per gli albergatori veneziani di fare il punto tra bilanci e previsioni, ma anche per guardare all'inizio del 2022 come possibile traguardo che metta finalmente fine alla crisi. Siamo ormai quasi alla fine del 2021, mancano 3 mesi, ma 3 mesi importanti per la città di Venezia. È l'autunno il periodo in cui Venezia vive del grande turismo internazionale che purtroppo quest'anno manca. Ma noi non siamo come le spiagge che viviamo dell'estate, noi viviamo di primavera e dell'autunno. E quindi la primavera l'abbiamo persa col lockdown. Le prime proiezioni ci dicono che avremo dei weekend con parecchie persone ospiti dei nostri alberghi, e quindi non dico al tutto esaurito, ma con alti tassi di occupazione, e dei midweek invece piuttosto tristi, con poche persone. Fino a luglio abbiamo perso praticamente l'intera stagione, tutto lockdown, e poi dopodiché luglio c'è stata una timidissima ripresa, agosto è stato sicuramente un buon mese con molti italiani, e settembre un mese abbastanza buono, e adesso ripeto, le previsioni sono ottimi weekend, pessimi situazione del midweek. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa resta ottimista per il futuro. Che il 2022 dovrebbe essere l'anno della ripresa, dobbiamo porre l'ottimismo nei nostri cuori, dobbiamo credere nei vaccini, e mi pare stiano facendo il loro lavoro, quindi invito tutti a vaccinarsi, e quindi speriamo che già da Carnevale del 2022 vi sia una ripresa vera, non come questa attuale che è soltanto un barlume di ripresa. Speriamo che tornino i voli aerei, speriamo che torni il turismo internazionale, probabilmente. Andiamo a vedere ora la situazione della Basilica di San Marco fra lavori e acqua alta. Un attimo solo. Se l'avessimo cominciato a maggio-giugno, entro 3 mesi si finiva. A causa delle acque alte, i lavori di realizzazione delle barriere provvisorie e rimovibili che dovranno difendere la Basilica di San Marco dall'acqua alta non si riusciranno a concludere entro Natale. Dopo anni di attesa e di appelli inascoltati, però la buona notizia è che il cantiere è partito e si tratterà di avere solo un piccolo supplemento di pazienza in più. È già una buona notizia che i lavori siano partiti. Una buona notizia, giusta la domanda, che i lavori sono partiti. Le 2 imprese sono 2 imprese molto serie, hanno messo in campo delle maestranze, i lavoratori che hanno il senso di lavorare su un oggetto così prezioso come la Basilica, quindi sono attenti al modo di lavorare, e quindi diciamo il percorso è partito, insomma. Adesso bisogna stare dentro alle scadenze, e insomma io auspicherei, credo come tutti quelli che hanno a cuore l'idea della città di Venezia e di San Marco, che le cose si possano concludere. Ovviamente il problema poi sarà la sicurezza di tutta la piazza. In Basilica si terranno comunque regolarmente il concerto di Natale e tutte le celebrazioni natalizie presiedute dal patriarca Francesco. Il professor architetto Amerigo Restucci ricorda però ancora una volta la complessità e la delicatezza dell'intervento di difesa dalle acque alte della cattedrale. Già ieri era presente una presenza di acqua alta che faceva sì che non potessero gli operai lavorare. Ora, nel caso di San Marco la fede ci assista, ma c'è bisogno anche che soggetti vari contribuiscano ad intervenire e a far sì che insomma, si possa dire al mondo, non soltanto ai veneziani, che la Basilica è messa in sicurezza. Ieri a Bassano è andata in scena la Fiera Franca, una delle fiere franche più belle, importanti del Veneto, un modo per ripartire, certamente un po' sottotono visti i numeri, visto il clima generale, ma insomma da qualche parte bisogna pure ricominciare, vediamo.
Il Bue Grasso 2021, il campo premiato è il campo numero 5 con 132 punti. La Fiera Franca di Bassano riparte da qui e dalla lunga diretta di Rete Veneta. Dopo un anno di stop per la pandemia, la tradizione medievale, con l'esposizione di vacche, cavalli, galline, poni e le bancarelle del mercato, torna e trasmette emozioni. C'è un'agricoltura in crisi da rilanciare, prodotti da sostenere, un'immagine da promuovere e dei giovani che credono in questo lavoro. Dopo un anno di sospensione era importante almeno ripartire, ci siamo riusciti, siamo contenti e è bello ricordare le tradizioni e adesso per il futuro cercheremo appunto di migliorare dando anche un risvolto didattico a questa manifestazione, avvicinando così giovani e curiosi. È una tradizione quindi che si porta avanti, è una tradizione che però secondo me deve anche aprirsi ai tempi moderni, perché oggi l'agricoltura è un'agricoltura cambiata rispetto ad un tempo e forse anche queste manifestazioni nel corso del tempo magari hanno bisogno anche magari di un maggiore sprint, di essere anche magari riviste e rivisitate. Comunque la presenza oggi delle persone testimonia che questa è un'identità ancora forte. I bassanesi fin da bambini vengono qui il primo giovedì di ottobre. È una festa di tutti. Si guarda al passato per scommettere sul futuro. Negli occhi lucidi di qualche anziano riconosci l'emozione di un legame col territorio e in quelli dei bambini delle scuole la curiosità accarezzando un cavallo o una vacca. Intanto la giuria di allevatori, macellai e veterinari sceglie il Bue Grasso del 2021, un vitellone intero con denti da latte di Chiara Tommasi. La voglia di innovazione dei giovani che portano anche in questo settore e va sicuramente in questo senso la necessità da parte dell'amministrazione comunale per le sue competenze, ma di tutte dal punto di vista la regione e quindi l'amministrazione centrale di porre anche attenzione e risorse rispetto a questo settore. Abbiamo parlato anche con i visitatori di questa fiera che tornavano a visitare, a vedere una manifestazione che ha radici molto antiche. Sentite cosa ci hanno detto. Il lavoro non va bene, non stiamo vendendo niente. Posso chiedere il nome anche? Stefano. È un periodo in cui non si vende? In quest'ultimo periodo sono già anni, diciamo. È già anni che sta cominciando ad andare in discesa. Ci sono i grossisti che si stanno mangiando tutto quanto. Quanto può costare un animale più o meno? Un animale fa conto 250 kg, un blue bag costa attorno a 1.000 euro. Quali sono i parametri per stabilire qual è il bue più bello? Allora, c'è una scheda di valutazione e abbiamo incaricato 2 allevatori, 2 macellai e 2 veterinari di stilare la loro classifica con i punteggi. C'è una scheda dove vengono valutate la morfologia dell'animale, la tipologia dell'animale, la pulizia, la sanità. Il Bue Grasso 2021 è vostro. Sì. Che emozione, anche un po' penso di orgoglio. Sì, io è la prima volta che partecipavo e è andata bene, sono contento sia per me che per la mia famiglia. Un po' meglio di prima sicuro, è sempre una bella emozione. Cambio della guardia al Santo, domenica 10 ottobre appunto l'insediamento ufficiale del nuovo rettore della Basilica. Con la professione di fede e il giuramento di fedeltà secondo il rito liturgico previsto, padre Antonio Ramina inizierà ufficialmente il ministero di nuovo rettore della Basilica di Sant'Antonio a Padova domenica 10 ottobre durante la messa solenne delle 11 presieduta dal delegato pontificio Sua Eccellenza Monsignor Fabio Dalcin. Religioso della provincia italiana dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, padre Antonio Ramina è stato nominato a tale compito da Papa Francesco lo scorso 8 settembre. 51 anni, padre Antonio Ramina è nato a Vicenza, professo perpetuo il 4 ottobre 2002, è stato ordinato sacerdote nel 2004. Negli ultimi anni ha svolto il servizio di rettore del seminario teologico Sant'Antonio Dottore a Padova e di guardiano della stessa comunità. Custode di Antonio e della sua devozione, padre Antonio Ramina succede come rettore a padre Oliviero Svanera, da settembre padre guardiano del convento di San Francesco a Treviso. Padre Antonio Ramina rimarrà in carica fino al prossimo capitolo della provincia italiana di Sant'Antonio che si svolgerà nel 2025.
Noi saremo al Santo con le nostre telecamere come sempre per la celebrazione di domenica, che avrà appunto questo dettaglio così importante in più rispetto al solito. Andiamo avanti con gli appuntamenti, perché è in ballo il centenario del Milite Ignoto, che approderà naturalmente anche fra Vicenza e Treviso. Chi fu in fondo il Milite Ignoto? Uno come tanti, uno come tutti i soldati caduti per la patria. Aliti di storia, quando si combatteva corpo a corpo, quando in trincea si viveva e si moriva. Il Milite Ignoto in fondo è questo, un simbolo, un volto senza nome che dal 4 novembre del 1921 riposa al Vittoriano nell'altare della patria. Sono passati 100 anni da quando il Milite Ignoto venne tumulato a Roma. La salma fu scelta tra quella di 11 soldati caduti. Il Vicentino è una delle terre che più fu bagnata dal sangue durante la Grande Guerra. Oggi noi ricordiamo il Milite Ignoto che venne tumulato nell'altare della patria a Roma. Ma sono tantissimi militi ignoti che riposano nel nostro sacrario. Pensiamo solo al sacrario di Asiago, dove abbiamo 22.400 militi ignoti italiani e 11.300 militi ignoti austro-ungarici. Ogni anno nei nostri boschi, nelle nostre montagne, vengono ritrovati i resti di altri militi ignoti ai quali noi tributiamo gli onori solitamente il 4 novembre nel corso della cerimonia della festa dell'Unità d'Italia. Tutto il territorio delle Prealpi fu teatro e fu trincea. I 4 sari della provincia di Vicenza, che rimangono appunto allocati sull'arco che accudisce, che abbraccia il nostro territorio, dimostra quanto ampio fosse stato il fronte e quanto ampio fosse stato il territorio coinvolto nel resistere e che mai cedette. Il Pasubio, il Cimone, il Grappa e Asiago, i 4 ossari renderanno onore a chi è caduto tra le rocce del Vicentino e riposa in questi luoghi. Il centenario del Milite Ignoto viene celebrato con un ottobre fitto di appuntamenti e con una cerimonia il 4 novembre nel Piazzale della Vittoria a Vicenza. Un percorso culturale molto interessante, quello del centenario del Milite Ignoto, proprio perché porta al ricordo delle tragedie che furono vissute sulle nostre montagne e che determinarono poi quel grande percorso di pace che confluì nell'unità dell'Europa. Un altro appuntamento da ricordare è quello con il Vajont, domani 9 ottobre. E domani sera noi manderemo in onda un documentario della nostra emittente proprio su quanto è accaduto sui luoghi della tragedia, ricordiamo 9 ottobre del 63. Adesso chiudiamo la nostra edizione con un premio che è arrivato a Media Nord-Est, lo ha ricevuto il direttore Luigi Baccialli. Ancora un premio per il nostro gruppo editoriale Media Nord-Est. Il direttore Luigi Baccialli è stato insignito a Venezia, a Palazzo Grandi Stazioni, sede della Regione Veneto, del premio Comunicazione 2021. Lo considero un riconoscimento a tutto il nostro network Media Nord-Est. Sono 4 reti private, come lei ricordava, 3 in Veneto e una in Friuli Venezia Giulia, e quindi facciamo un'informazione capillare. Siamo andati avanti, questo ci tengo a dirlo, senza nessuna tregua dall'inizio della pandemia ad oggi, quindi abbiamo fatto con i miei colleghi giornalisti, tutti i tecnici e tutti coloro che lavorano nel gruppo un lavoro credo straordinario di cui siamo orgogliosi. Baccialli ha ricordato anche l'impegno del network per promuovere la voglia di autonomia del Veneto. Ho davanti a me proprio la bandiera millenaria della Repubblica Serenissima, con la scritta subito autonomia, anzi autonomia subito. Purtroppo sono 4 anni che dopo un referendum a cui hanno partecipato 2.327.000 veneti che hanno votato sia l'autonomia, siamo ancora in attesa dell'autonomia, ma la bandiera resta fino a quando l'autonomia non sarà concessa a questa regione che se la merita. Tra i premiati di questa edizione ospite d'onore il cardinale Gerhard Müller, arcivescovo e teologo tedesco, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede in Vaticano, che ha ricevuto il Leone d'Oro per la pace, mentre il veneziano Nicola Falconi ha avuto la prestigiosa targa con il Leone di San Marco.
Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi ringraziamo tutti i nostri colleghi, tutti i tecnici che ci hanno permesso con i loro collegamenti di raccontarvi quello che succede in Veneto. Ringraziamo Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo voi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera per tutto il resto. Grazie, buon pomeriggio.